Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Innalzate nei cieli lo sguardo, al numero 101. La salvezza di Dio è vicina, risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, discendi dal cielo. Dal cielo sorgerà dalla casa di Davide il Messia da tutti invocato, prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Che bello aver iniziato questo incontro con il Signore con le parole di questo canto. Vieni, Signore Gesù, vieni, scendi, scendi. Entra nella nostra vita, cambiala, riempila di te. Abbiamo bisogno di te per crescere, per amare, per avere gioia. Vieni, Signore. E allora siamo qui per chiedere questo dono, che il Signore nasca dentro di noi. Ci prepariamo ad accogliere il Signore riconoscendo la nostra povertà, tutti i nostri limiti, anche riconoscere che a volte siamo ciechi, non sappiamo vedere la presenza del Signore. Sentiremo nel Vangelo che Gesù ha guarito 2 ciechi, che guarisca anche noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Risveglia la tua potenza, vieni, Signore Gesù. Dai pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati, la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto,
e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberate dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore viene, andiamogli incontro, Egli è la luce del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, 2 ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero: «Sì, o Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Viene spontaneo dire che bella pagina del Vangelo oggi, però tutta la parola del Signore è sempre una parola bella, è una parola che ci apre, una parola che ci riempie il cuore sempre di speranza.
L'aveva promesso il Signore. Abbiamo sentito nella prima lettura. Così dice il Signore, certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto. Ancora un po' e io cambierò la tua vita. La tua vita sterile, la tua povera vita, senza frutti, la cambierò in un frutteto. E poi udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, la mia parola. E poi gli occhi dei ciechi vedranno. C'era questa promessa dal profeta Isaia e Gesù realizza nel Vangelo questa promessa. 2 persone cieche gli si avvicinarono e gridarono, Signore, fa che noi, abbi pietà di noi. Non chiedono nemmeno di essere guariti dalla loro malattia, di poter essere guariti dalla loro cecità. Si presentano così come sei. Abbi pietà, Signore, tu vedi che noi abbiamo bisogno di te. E il Signore li guarisce, e il Signore li libera. Ecco, cosa ci dice questo Vangelo per noi oggi? Ci dice che anche noi forse siamo ciechi, anche noi abbiamo bisogno di essere guariti, guardate. Siamo ciechi, per esempio, perché noi vediamo molto bene i difetti degli altri e non vediamo i nostri difetti, per esempio. Siamo ciechi, perché notiamo ciò che non va in chi ci sta davanti e non vediamo ciò che non va in noi. Siamo ciechi, crediamo a volte di sapere tutto, di conoscere, di non aver bisogno di cambiare, perché noi ci sentiamo a posto e siamo ciechi. C'è una bellissima scena in San Francesco, nel film di Zeffirelli. Mi ricordo quando ero giovane, avevo 20 anni, me lo sono goduto quel film, quando Francesco si è spogliato davanti al vescovo e ha detto: io ero cieco, ma fratello Sole mi ha illuminato e ora vedo così chiaramente che la mia vita deve essere una vita per il Signore, che io devo cambiare la mia vita. Fratello Sole mi ha illuminato, io ero cieco, credevo di vedere, ma ora vedo le cose del Signore in modo diverso. E allora ecco, siamo qui per chiedere anche noi, Signore, abbi pietà di noi, per chiedere, Signore, anche noi abbiamo bisogno che tu venga a guarirci, venga a liberarci dalla nostra cecità. Io ricordo quando a scuola provocavo i ragazzi e prendevo un foglio bianco, un grande foglio bianco con un punto nero, interessante, e chiedevo ai ragazzi: che cosa vedete, ragazzi? E sempre tutti mi dicevano il punto nero, sempre, mai il grande foglio bianco con un punto nero. Ecco, abbiamo bisogno di essere guariti dalla nostra presunzione, dalla nostra cecità, dal non riuscire a vedere la presenza del Signore. Francesco di Assisi faceva una cosa bellissima: metteva davanti ai suoi occhi Gesù. Lui era sempre con Gesù, aveva Gesù nelle mani, Gesù nella bocca, metteva Gesù nella sua bocca, metteva Gesù nei suoi occhi. Se tu metti Gesù nei tuoi occhi, vedi come Gesù, vedi le cose in modo diverso. Allora oggi come impegno mettiamo Gesù nei nostri occhi, cerchiamo di vedere come vedeva Gesù, con gli stessi sentimenti di amore, di tenerezza, non essere sempre pessimisti, negativi, ecco, chiusi nelle nostre cecità, ma aprirci. Chiediamo al Signore che ci apra alla luce, alla vita, alla speranza.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti. Supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Proclamiamo la tua nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle, di Anna, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. È bello sapere che in questo momento c'è Gesù. Gesù realmente, come 2000 anni fa. Gesù è qui, è qui. E come ha guarito i 2 ciechi, può guarire anche te, che sei magari ammalato, ti senti povero, ti senti sterile, ti senti incapace, ancora duro di cuore. Il Signore viene per guarirti. Allora accettiamo, ecco, questa potenza del Signore, una potenza di amore, di salvezza. Lui viene a salvarci, a liberarci, a guarirci, ad aprire gli occhi, il cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Il corpo, il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
inno del Giubileo, pellegrini di speranza. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Ogni popolo e nazione, trovi luce nella tua parola, figli e figlie fragili e dispersi, sono accolti nel tuo figlio amato, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba d'un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a Te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. E su tutti voi scenda la benedizione del Signore attraverso l'intercessione della Vergine Maria. Prossimamente celebreremo la solennità dell'Immacolata lunedì e quindi invochiamo la sua presenza. E poi chiediamo l'intercessione di San Leopoldo, che venga sempre incontro a tutta quella gente che si rivolge a lui per chiedere una guarigione, per chiedere una grazia, che San Leopoldo benedica, ascolti e manifesti sempre la sua bontà e la misericordia del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Santa Maria del Cammino, Mentre trascorre la vita, solo tu non sai mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà.
Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire le orrende grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Ma tu che lavoro fai? Aiuto le persone a trovare un uomo che aveva un Lui non cercava la felicità, la coltivava ogni giorno nelle cose insieme. Quel sogno ora è anche il mio. Union Fur chiude. Sì, il 28 febbraio 2026 Union Fur chiude e liquida tutto. Sconti del 50, 60 e 70% con la liquidazione finale di tutti i capi. Sconti fino al 70% su tutto e occasioni imperdibili sulle giacche di visone. Affrettati, i modelli e le taglie volano via. Union Fur chiude e liquida tutto.